L'esasperazione alla fine, perché è stata così. Diciamo che il mio e quello di Monica lo dobbiamo considerare un sacrificio, o meglio ci siamo messi a disposizione sacrificandoci perché la scelta è stata pesante, va bene, per cercare di guarire un malessere che la Lega veneziana oggi ha e che tutti stiamo subendo. Un gesto forte, un sacrificio, lo definisce Giovanni Giusto per far nascere una riflessione seria nella Lega veneziana. Un atto, quello del consigliere delegato alle tradizioni e di Monica Poli, Lady Pickpocket, rispettivamente il terzo più votato alle elezioni, consigliere da 17 anni e la più votata in assoluto, ha creato un terremoto nel partito. I due che sono passati al gruppo misto non lasciano il partito, ma sono delusi e amareggiati dalle scelte fatte. Non ho stracciato la tessera della Lega, sono passata al gruppo misto per evidenziare dei problemi a livello locale che devono essere risolti. Nonostante le preferenze dei veneziani, per loro nessun assessorato in comune. Le preferenze mie e della Monica sono il 30% di quelle prese in totale alla lista, no? Quindi, e poi alla fine, insomma, considerazione zero, meritocrazia in Lega oggi non esiste, è un termine proprio abolito, va bene? E dove uno a un certo momento anche si chiede, corriamo per prendere preferenze, quindi dove contano i numeri, ma poi alla fine capisci che in Lega i numeri non contano. Mi sento umiliato ma non solo io, in tanti, per il sistema e il trattamento. È il sistema proprio, la non considerazione da parte di chi, come io milito sempre in Lega, io mi sento il leghista della Lega di Giampaolo Gobbo e quella Lega non c'è più. E ora la Lega, che il 4 e 5 luglio dovrebbe tenere il ritiro nazionale a Mogliano Veneto, si trova senza consiglieri a Venezia, una scelta che molti condividono. Noi siamo i visibilissimi per i consensi, per i voti, eccetera, ma dopo diventiamo all'interno gli invisibili, cioè i non calcolati, non esistiamo. Quello che personalmente ci ha stupito di più è stato il sostegno da parte di chi milita in Lega, non soltanto nella Lega veneziana, ma anche nella Lega veneta, va bene, e addirittura caricarci per tenere duro, non mollare. Ma Giusto, conosciutissimo a Venezia come Poli e a cui avevano negato un posto alle regionali, aggiunge: Dopo 17 anni, con i risultati, con le cose fatte, con i precedenti, con quello che anche lei stessa potrebbe confermare, va bene, ecco, pensavo di essere utile e quindi avere un incarico. Allora, se non c'è posto per me in Lega, ho fatto male o ho fatto bene? Io e la Monica abbiamo fatto male o abbiamo fatto bene? A fare un passo a lato. Il sostegno al sindaco è inattaccabile e rimane, se non quello di prima, ancora di più, per convincere che comunque siamo schierati da quella parte, l'abbiamo fatto votare, abbiamo collaborato tutti con la coalizione, vabbè, e adesso che ce l'abbiamo lo sosteniamo e con lui speriamo di migliorare quello che la nostra comunità spera attraverso questa nuova amministrazione di raggiungere, insomma, un miglioramento per tutti.